Benvenuti alla 10ª giornata di Serie B del girone. Oggi va in scena Pomezia contro Foligno. Pomezia che cerca la sua quinta vittoria di fila, mentre il Foligno cerca punti salvezza. Giardini va dal proprio portiere Carbonari, che prova a restituire il pallone ma sbaglia incredibilmente, regala la palla a Viglietta che la mette dentro a porta sguarnita. È il vantaggio dell'1-0 Pomezia. Maina, Terenzi, ancora Maina, prova l'imbucata e arriva subito il gol di Viglietta. Ancora un altro splendido assist di Maina. Barreiro, ma viene chiuso, riparte subito forte il Pomezia. Arriva il destro di Terenzi, che firma il suo primo gol con il Pomezia. Parte Pascal, il destro e trova il 6-1, incrocia splendidamente Pascal, mette la palla all'angolino, Carbonari non ci può arrivare. Trapasso, capisce tutto Maina, recupera il pallone e parte. Prova a spostarsi la palla sul sinistro, viene chiuso ma Patric la riconquista, va da Zullo. Maina! È una grande azione quella del Pomezia, che non perdona. Maina prova a cercare Zullo, viene chiuso e c'è non si capisce Giardini con il proprio portiere e arriva l'autorete del numero 11. Intercetta tutto Redano che riparte, mette in mezzo per Mità che non perdona e arriva finalmente il secondo gol del Foligno. Mità che poi si incespica sul pallone, Pomezia la fa sua, va per Zullo che mette in mezzo per Maina e firma anche lui una doppietta personale. Giardini va da Retano, prova il destro e trova la rete. Chiomenti, Zullo, va da Chiomenti, chiuso poi al momento del tiro ma la tiene in gioco Chiomenti, prova ad andare sul fondo e trova tutto solo sul secondo palo Patric, grande azione di Chiomenti. Adesso se ne va Giardini,
Larga per Krasniqi, che prova la puntata e arriva il gol di Krasniqi. Un doppio palo. Poi Viglietta sbaglia e Krasniqi recupera il pallone, prova ad andarsene, va tu per tu con Leo Freddi e lo batte con un tocco sotto. Barreiro, Petrucci capisce tutto, serve Maina da solo che risbada Petrucci e mette dentro a porta vuota. Maina recupera il pallone per i suoi, va da Viglietta e fa partire il destro ed è un gol strepitoso quello di Viglietta che la mette all'incrocio dei pali. Giro palla molto veloce quello del Pomezia a cercare gli spazi, che adesso lo trova con Viglietta che mette in mezzo e Terenzi la mette dentro. E arriva in questo momento la sirena che sancisce la fine del match. Pomezia che vince la partita e fa la sua quinta vittoria di fila in campionato. Allora, siamo qui in presenza del mister del Pomezia. Mister, oggi giocate contro il Foligno, squadra in fondo alla classifica, bravi voi a non sottovalutare l'avversario. Sì, buonasera a tutti, sono contentissimo dell'approccio che ci abbiamo avuto sulla gara, però non sono contento della gestione poi nel secondo tempo e nel finale, insomma, troppo nervosismo e purtroppo in questa situazione dobbiamo ancora crescere molto, dobbiamo ancora migliorare. Mister, però è arrivata la quinta vittoria di fila in campionato, cosa è cambiato rispetto all'inizio dell'anno? Ma sicuramente avevamo detto che eravamo una squadra nuova, abbiamo cambiato un po' il modo di giocare e quindi che ci sarebbe avuto del tempo, io lo sapevo, insomma, e che serviva un po' di pazienza perché stiamo lavorando tanto, faccio i complimenti ai ragazzi perché si applicano tantissimo, stiamo lavorando tanto, le cose sono sicuramente migliorate. Adesso abbiamo altri 15 giorni per preparare un ciclo di partite invece molto difficile, ma sicuramente siamo migliori rispetto all'inizio campionato e quindi di questo sono contento e faccio i complimenti ai ragazzi.